Un boato fortissimo sentito in tutto il quartiere, poi le fiamme, le finestre andate in frantumi e la paura degli inquilini che sono fuggiti. L'esplosione è avvenuta intorno alle 8 in via San Giovanni in Valle. Sul posto la polizia locale, i carabinieri, diverse squadre dei vigili del fuoco e gli uomini del SUEM. 6 persone sono rimaste ferite, una in maniera grave con il 70% di ustioni nel corpo, un'altra è rimasta intossicata perché era a letto con una gamba fratturata ed è stata salvata dai pompieri e trasportata all'ospedale. Altri 4 inquilini sono stati medicati sul posto. Fra i primi ad arrivare il sindaco di Verona, Federico Sboarina. L'esplosione è venuta al piano terra. Sto chiedendo tutti gli approfondimenti e tutte le relazioni rispetto ad una situazione ambientale che era oggettivamente un po' critica, con la presenza al piano terra esattamente dove sarebbe avvenuta l'esplosione, perché ci sono le verifiche, le indagini in corso delle cause dell'esplosione. C'è stata una persona con problemi psichiatrici molto rilevanti. Sarebbe stato lui, colpito dallo sfratto, ad innescare l'esplosione. Fra l'altro, questa era una situazione conosciuta. Più volte erano arrivate delle segnalazioni. Intanto la precisazione, diciamo, noi non avevamo servizi attivi nei confronti di questa persona dal 2016. Allora, le segnalazioni erano pervenute e sono state inoltrate a chi aveva in carico la persona. Sono state fatte parecchie riunioni, parecchi incontri per segnalare all'autorità competente le cose che non andavano più bene. L'amministrazione si era offerta di avviare una trattativa per il cambio alloggio, trattativa che non era andata a buon fine. 4 gli appartamenti ora inagibili, le famiglie sono state già sistemate in altri alloggi, fra loro anche una signora anziana. Abbiamo chiesto la disponibilità a Piopera Ciccarelli che ce l'ha confermata, eventualmente per passare attraverso un periodo di convalescenza o di ripresa, perché immagino che la signora sia rimasta scioccata ovviamente da una situazione del genere.